la barzelletta di Geppo. Siamo in casa, c'è un bambino piccolo che tutte le mattine si sveglia e quando va in bagno per fare pipì non c'entra mai la tazza. Quindi giustamente la madre tutte le mattine deve pulire. Allora che fa? Un po' preoccupata, prende il suo ragazzino e lo porta dal pediatra. Il pediatra gli fa tutta una bella visita, poi chiama la madre da una parte e gli fa: cara signora, guardi, allora il suo bambino ha il suo cosino un po' sottodimensionato per la sua età, quindi evidentemente non riesce a indirizzarlo bene quando fa pipì. E gli fa: che posso fare, dottore? Guardi, le consiglio di dargli tutte le mattine 2 uova belle fresche, tutte le mattine, per favorire lo sviluppo. E si fa: grazie dottore, grazie, e se ne va. La mattina dopo sto ragazzino si sveglia arriva in cucina e sul tavolo trova 12 uova. Al che gli fa: mamma, che c'è? Ma il dottore ha detto 2 uova. E la madre fa così: le altre 10 sono per tuo padre. La sveglia dei gladiatori, dimensione sonora, il ritmo della capitale.